Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscriviti al canale così potrete rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie del nostro club del preferito. Forza Napoli per sempre. Il giornalista Umberto Chiariello ha parlato a CRC Radio con il suo consueto punto chiaro. Leggendo i giornali non ci si può credere, sembra davvero che l'Eldorado sia arrivato a Napoli. Qualcuno sa cos'è l'Eldorado del calcio? La prima volta che si è parlato di Eldorado è stato durante l'era del calcio colombiano. Cosa è successo negli anni 50? I calciatori più forti del pianeta vivevano in Argentina, dove dominava la macchina, il grande River Plate, che aveva giocatori formidabili. Moreno, Pedernera, detto il professore. Aveva giocatori fenomenali e nelle cui giovanili stava per avanzare ed esplodere la saetta Rubia, perché aveva i capelli biondi corti ed, essendo un calciatore velocissimo, quando correva si faceva una coda di cavallo creata dal vento, il grande Alfredo Di Stefano. Cosa è successo in quegli anni 50? Inutile dire che la Colombia era un paese dove il narcotraffico regnava sovrano. In Argentina c'era una richiesta di aumenti salariali sproporzionati per i campioni argentini, a cui i proprietari del club risposero con un movimento clamoroso, mai visto prima nel mondo del calcio. La serrata. Chiunque conosca un po' di diritto del lavoro, di dinamiche sindacali, sa che l'arma del lavoratore è lo sciopero, ovvero il rifiuto di fare il proprio lavoro. L'arma del datore di lavoro, dell'imprenditore, è la serrata, ovvero chiudere la porta metaforica della propria azienda e impedirne l'accesso perché non si vuole produrre. Siamo abituati a non vedere mai una serrata, a vedere spesso uno sciopero. Ci fu lo sciopero dei calciatori a cui la classe imprenditoriale dominante dell'AFA, ovvero la Federazione Calcistica Argentina, rispose con una serrata. Così, il campionato argentino si fermò, non fu più disputato. I capitali provenienti dal narcotraffico in Bolivia attrassero i grandi calciatori argentini rimasti paralizzati e fu proprio il maestro, il grande centravanti Pedera, a decidere di portare con sé il giovane erede Alfredo Di Stefano, ancora lontano dall'essere l'Alfredo Di Stefano calvo che divenne grande, vecchio e pieno di gloria al Real Madrid, Don Alfredo. In quegli anni in Colombia c'era l'Eldorado colombiano. Quella parola è rimasta nel calcio e l'abbiamo sempre sostenuta, dicendo che negli anni '80, quando il Napoli di Maradona ottenne i suoi successi, l'Italia era l'Eldorado del calcio europeo. Ebbene, in quegli anni l'Italia, con l'Inghilterra in crisi, con gli hooligan e con la Thatcher che teneva l'economia sotto controllo, era vista come il centro del mondo del calcio. La gente iniziò ad arrivare in Italia. Platini, Falcao, Rudi Kroll, i primi che mi vengono in mente, e poi persino Diego Armando Maradona, che il Napoli portò via dal Barcellona, dal grande Barcellona, dove era stato Johan Cruyff. E insieme arrivarono in quegli anni incredibili. Zico all'Udinese, Junior al Pescara, al Torino, Socrates, il grande campione brasiliano, alla Fiorentina. Senza contare che all'Inter arrivarono alcuni tedeschi straordinari, tra cui il grande Lothar Matthaus, ma anche Breme, ma anche Klinsmann, ma anche Rummenigge. E alla Roma arrivò il grande centravanti Rudi Voller e arrivarono brasiliani straordinari, Tonino Cereco. In quegli anni '80 arrivarono calciatori di incredibile qualità da tutto il mondo, tanto che il Milan si rivolse all'Olanda e portò il trio dei tulipani. Prima Gullit, poi Van Basten e infine Rijkaard formarono uno dei trii più importanti della storia del calcio. In quegli anni c'erano squadre come il Milan, che vinse la Coppa dei Campioni in modo esplosivo. C'era l'Inter con il Trapp, la squadra tedesca, protagonista di un campionato sensazionale. E c'era il Napoli con Maradona, ma anche con Careca, ma anche con Alemao, tutti giocatori straordinari, di qualità infinita. Quell'Italia che era l'Italia da cui bere, che era anche l'Italia di Gianna Nannini, quell'Italia che portò a Italia 90 la grande occasione sprecata dall'azzurra. Ma soprattutto la politica degli stadi italiana che decretò l'inizio della fine del calcio italiano, che perse la grande occasione di costruire stadi veri, nuovi, modernizzati a dovere, come è accaduto altrove, da cui trassero grande ispirazione. Quel ciclo si concluse con quel mondiale perso contro Maradona, dove l'Italia era la grande favorita e le notti mondiali cantate da Gianna Nannini furono cancellate dai guantoni di Guy Cochea. Da allora abbiamo assistito a questa rinascita di orgoglio, di capacità, in Germania nel 2006, a Londra nel 2020, nel 2021, in effetti, ma furono anni bui, bui, bui. Kvara ha dichiarato a Sky Sport: considero questo scudetto davvero mio perché ero a Napoli e ho giocato 70 partite lì. Sono orgoglioso di averli aiutati. Sono stati davvero incredibili. Ho visto le loro partite e penso che meritassero di vincere il campionato. Sono orgoglioso e felice che i napoletani abbiano festeggiato. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Pensi che abbia detto la verità sul Napoli? O no? Lascia un tuo commento sul video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!